Raga, ho pinnato e dietro c'è la pula. Porco Giuda, ti prego, non farmi fare un verbale qui avanti a questi della Yamaha. Le butto tutte su una ruota! Gliele butto tutte su una ruota col ditino! È troppo bello! Ma chi può dire che cambia le marce mentre su una ruota con il dito, ne? Viene su con una facilità assurda! È sempre lei, ragazzi, è sempre lei, pronta, cattiva. Proprio per questo mi spaventa renderla accessibile a tutti. E raga, ci stiamo fermando qui perché adesso ci faranno lanciare in questo campo per provare anche il cambio automatico nell'off-road. Opla! Lui stava per fare la big infrazione. Valentino se ne va, dietro non c'è più nessuno. Tutte le persone. Mi stava partendo sotto. Complimenti, mamma Yamaha, veramente. Madonna, già solo poggiare la mano mi è strano. Sì, stavo poggiando la mano così, infatti. Non servi più. Bella a tutti ragazzi, oggi siamo allo Yamaha Campus, precisamente siamo a Monza e andremo a provare la nuova MT. Beh, poi il nome preciso è in inglese ragazzi, andatelo a vedere dai giornalisti che da come ci hanno detto hanno sbagliato tutti quanti. Sono con 3 ore di sonno, ieri ero all'Eternal City per la fiera, sono ritornato con la mia R1M, ho dormito 2 ore stamattina aereo. E che fai? Non vieni a fare questo test? Ragazzi, sono curioso, sono anche dubbioso su questa motocicletta. Fatemi sapere anche il vostro parere. Adesso vi illustrerò un po' come funziona. Qui abbiamo l'automatico e il manuale. Si scala la marcia, si imposta la marcia. Oh, ma si muove questo? Scusami. È normale. Ah, ok. Mentre vai non te ne accorgi. Ok. E voglio buttare dentro la prima. Eccola qua, è entrata. Cioè, quindi adesso se sei fermo, ragazzi, è cattivissima sta cosa. Cioè, se tu fai così, salta, guardala. Sono molto restio. Adesso ce l'ho in D Street. Mamma mia, che cosa strana, ragazzi, di star fermo. Già immagino, appena la comprerà qualcuno, l'amico al semaforo che si pensa che sia folle, te l'accelera e vroom. Te la metti a cappello. No ragazzi, quello che mi spaventa particolarmente di questa motocicletta, voglio dirlo anche prima di goderci il giro, è che sicuramente renderanno un motore, il CP3, troppo cattivo, accessibile a troppe persone. È una cosa che mi spaventa. Spero non faccia lo stesso percorso che ha fatto l'Africa Twin automatica, che quindi faceva sentire pronti i ragazzi a prendere una moto anche avendo zero esperienza. Ragazzi, ricordatevi sempre che questo è un CP3, 120 cavalli, una moto cattiva, non è semplice da utilizzare e diciamo che principalmente la cosa che mi spaventa di più è proprio questo. Voglio mettere la seconda. Oh, è entrata la seconda! Scalata, che bello sta moto ragazzi, è una figata. Ad aprire è sempre la classica MT-09. Vediamo un po', voglio sentire. Boom boom, vediamo, scala. Lavora da Dio. Saltino? Sono stracurioso ragazzi, veramente. Adesso le devo mettere io le marce, perché sto in MT e manuale, quindi le devo mettere io. Seconda. Raga, è inutile che vi parlo del CP3, ormai lo conoscete a memoria. Chi guarderà questo test sarà interessato a prenderlo. Che cosa mi stai dicendo fuori di testa? Non sto capendo. No, volevo scalare con il piede. No raga, ve lo giuro, veramente per i primi minuti bisogna un attimo fare mente locale e capire come sfruttarla. Anche perché adesso io cerco la frizione perché vorrei fermarmi ma non riesco. Cioè nel senso non la trovo la frizione perché non c'è, giustamente. E qui dai, tiratevi su una bella pinna per vedere un po' come si alza. Ah, ma poi se sei su una ruota puoi cambiare con l'automatico. È da vedere questo. Cioè, se la alzi in manuale puoi cambiare così. No, si è abbassata, vedi, appena ho buttato la terza. Voglio, sono sempre più convinto di quello che ho detto all'inizio. Questa è una motocicletta che farà far male a tanti ragazzi. Adesso volevo mettere la marcia giustamente con il piede. No, ci riuscirò a capirlo. Per fine test riuscirò a capire come comportarmi con questi due tastini.
Vabbè, adesso c'è anche l'antimpennata, giustamente. Ecco perché che cosa mi taglia. È l'antimpennata. Però nella scalata è pulita ed è veramente più veloce. C'è solo da vedere, come abbiamo detto anche nella presentazione, e ci hanno confermato che non è così. In una scalata aggressiva, magari da una quinta a una prima, ti vincola un po' se sei tanto alto di giri. Però tutto da vedere, poi queste sono cose che si scopriranno guidando. Eccola qua, l'ho messa in automatico adesso. Voglio vedere come cambia da sola, ragazzi. Se riesce a venire su... Ma voglio... vabbè, non ce l'ho fatta. Vorrei spegnere anche i controlli. Eccola, ha cambiato da sola! Ha cambiato da sola, che figata! Eccola come cambia, guardala! Però questo fa paura, ragazzi. E adesso se voglio scalare posso anche scalare io in manuale, però la moto rimane in automatico. Guarda, mi ha messo pure già la quinta. Sicuramente, ragazzi, così diventa uno scooter. Cioè non hai il pensiero di dover scalare, di dover stare lì. Ecco, ha messo la sesta, ma ha messo la quinta. Vai, buttami giù un'altra marcia, decelero. Buttala. Quarta. Buttala, terza, che figata! Però mappa D, la moto non si può guidare perché è bruttissima. Mettiamola mappa D+, eccola qua, dai, già un po' più reattiva. Io essendo abituato a guidarla in mappa sport, ragazzi, per me è morta così. No, col fatto che non hai la frizione un po' destabilizza troppo quando sei ad alti giri. Però adesso io ho buttato giù una seconda per fermarmi ed è entrata pulita. Oh, la scala, fa la scalata aggressiva, raga, la fa la scalata aggressiva. Dai, voglio provare solo una scalata magari un pelino più cattiva. No, però mo non mi permette la seconda, che io devo spalancare dalla prima. Allora, raga, una volta che ci fate l'abitudine, già adesso mi sono dimenticato della frizione. Sto ragionando sul fatto che sono in automatico, ma in manuale ci posso buttare una prima tranquillamente per fermarmi e non vado. Adesso mi ha dato fastidio questo fatto che ha fatto, perché mi stavo per fermare e mi ha messo la seconda, mi ha fatto un saltino. Questo non mi piace. I don't know. Adesso la passeremo in automatica, anche perché voglio mettere la mappa sport. Eccola qua, sport. Adesso siamo in mappa sport manuale, quindi la moto da sola non cambia, ha bisogno di noi che gli diamo l'input di cambiata. Vedete? Sono mappe morte e poi c'è l'antimpennata, raga, c'è l'antimpennata. Che palle! Non so il perché, però forse a me verrebbe più di metterle col pollice e di scalarle con l'indice. Cioè così mi verrebbe più di scalarle con l'indice. Infatti adesso volevo scalare con l'indice. Questo, vabbè, secondo me è anche riportato al fatto che uno per scalare tira la frizione. No, raga, ho tirato sul piede per mettere la marcia. Ho fatto così, stavo mettendo la marcia. Che figura di merda per chi mi ha guardato dietro. Io così cercavo la marcia, È sempre lei, ragazzi, è sempre lei. Pronta, cattiva. Proprio per questo mi spaventa renderla accessibile a tutti, ragazzi. Non è un ragionamento sciocco il mio, perché veramente questa può far male a tanti ragazzi che si mettono in sella con l'idea di star guidando uno scooter, perché giustamente se sei in automatico non ti fai il pensiero di niente. Adesso posso anche togliere la mano, la moto scala da sola, imposta la marcia da sola, io freno, lei scala e ti fai male. Una bella grattata. Io voglio spegnere i controlli, però, perché così diventa stressante non farsi nemmeno una pinna. Quindi 92 gradi, l'aria è a 21 gradi. Non mi interessa, voglio spegnere il DCS. Come si spegne? Ecco. Adesso, no, ma adesso ho messo la marcia, ma lei mi ha scalato perché giustamente ha percepito che mi stavo fermando. Questo è buono, questo fatto, perché io ho sbagliato, quindi avrei messo la marcia adesso in questo momento, però lei lo ha capito e mi è stata di supporto. Vediamo se riusciamo ad entrare a volo nel menu per spegnere il TCS. No, va bene. Vabbè, ci riuscirò a staccarlo, non vi preoccupate, restate connessi. E vi ricordo di iscrivervi al canale, perché così mi date tantissimo supporto. Lo sapete che vi voglio bene e che gratis, quindi iscrivetevi. Adesso fermarsi ti fa pensare un po', dov'è la mia frizione? Adesso è arrivato il momento, approfittiamolo. Off, tutto off. Sì,
Vediamo adesso in cambio manuale con DCS, SCS e lift control staccato. Voglio provare a pinnarmela, ragazzi. Sì, guardala come si pinna lei. La mia Mata 09. Raga, mi manca tanto. Non vedo l'ora di andare a riprendere quella incidentata che ho da over the top. A breve dovrebbe finire anche la causa e così possiamo finalmente metterla anche a disposizione di tutti quanti voi all'interno della scuola. Sì, perché ragazzi, sulla Wheelie Machine vorrò montare proprio lei, MT-09 3 cilindri super cattivo, che è molto difficile da impennare piano, però se imparate a gestire lei piano è come imparare a gestire un due tempi. Ci sarà anche un 4 cilindri più tranquillo che vi permetterà di fare più cose, però voglio la 09 sulla Wheelie Machine. Allora, con la mappa sport, raga, è morta, cioè nel senso, non è la 09 che sono abituato a guidare. Scala tu, Valentino, che sei in manuale, ricordati. Io, raga, cerco sempre con il piede la marcia, perché adesso il fatto che cercavo col piede mi ha fatto pensare, ho detto no, devo mettercela io. Non vedo l'ora di arrivare sul passo, così possiamo dare un po' di gas. Eccoci. Scala. Ups, ho bussato. Scala, vale. Ci siamo? Lo mettiamo su. Si impenna, porco Giuda, se si impenna. Un po', vabbè, cioè diciamo che non è caricata tanto all'anteriore perché non è settata sul mio peso, non la sento un po' ballerina avanti. Io, raga, la devo portare con i controlli off. Non mi dite niente, ma sono abituato a guidarla cattiva lei. Si è abbassata quando ho messo la marcia con il dito. Perché mi fai questo? Un po' ti mette in difficoltà sta cosa, ti porta a pensare, dici che marcia sto, la devo mettere, la devo togliere. Per il momento mi sta causando ancora problemi, ma sono 10 minuti che siamo in sella, quindi è anche normale. Vorrei riuscire a spalancarla per bene, o qui riesco a prendere il giusto spazio con quelli davanti, oppure non ci riuscirò mai, anche perché vorrei provare a buttarci dentro un paio di marce mentre sono su una ruota. Il ragionamento che facevo io con l'XADV, quindi cliccando il tastino, non funziona perché cambia e scala come se non ci fosse un domani e non carica la frizione, cosa che magari succede sull'XADV, che caricando magari il tastino dai quel colpetto di sfrizionata, quasi come se fosse semi automatica. Raga, loro stanno camminando, però camminiamo pure noi. One eternity later. La scalata cattiva c'è, raga, c'è, perché la scalata ce l'ha e lavora bene, quindi ti ferma, non è che boom, vedete? Cioè tende a rallentarti, non sto frenando. Sì, l'ha messa col ditino, cioè quindi puoi fare le impennate in automatico. Che sfizio, no? Devo provarla a tenere su, raga, sto per strada, ci vuole una strada chiusa, più tranquilla. Non vedo l'ora di provarla in concessionario, che così possiamo farci qualche pinna. Dai, spingila, buttala giù. È sempre la solita, sì. Adesso non me l'ha scalata la prima, vedi? Volevo la prima, non me l'ha messa. E allora sì, se sei tanto alto di giri non la mette. E adesso se voglio metterla a folle, premo una volta. No, perché non la... Che cosa? Non si può più accelerare a folle. Ha un limitatore! Non l'ho mai visto questo sulle Yamaha! No, per me è una novità, raga, il limitatore a folle. Giustamente così non entra a folle, anche se si è piano, perché lo percepisce. Però se vuoi mettere la seconda, nemmeno. Brava, MT. Oppola. Lui stava per fare la big infrazione. Valentino, è launch control! Sembra il launch control, dai, tipo... Bam! Buona!
Beh, me la sto tirando su di braccia, raga. Non ho la frizione e non ho la mappa che diciamo guido di solito con i controlli spenti. Essendo automatica, raga, è più... cioè, adesso ce l'ho in manuale, ma con sto fatto la sento un pelino meno potente. E sicuramente, come ci hanno spiegato, è anche dipeso dal fatto che non puoi avere tutto. E un poco bisogna accontentarsi. Vabbè, ma già se ti compri questa non usi la frizione, non sei smanettone come dovresti essere. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, questa se la compra chi è inesperto. Perché il motociclista vero, non che sia una forma di discriminazione questa, ama la frizione, ma ama anche quello che puoi farci con la frizione. Oltre al fatto che nel traffico questa è una soluzione che può risultare molto comoda, poi basta. Cioè, perché parliamoci chiaro, anche quando viaggi, e io quando viaggio che prendo autostrada o tangenziale, mi metto lì in sesta o in quinta e cammino con quella marcia, non è che sto là a scalare, a fare, a dire. È più una questione per il traffico, può essere comoda, vedi, nelle ripartenze, è sempre soggettiva. Io non la amo, questo è poco ma sicuro, anche perché non mi fa impennare la mia Pella 09. Vediamo da qua, piano piano. Sì, raga, le fa mettere mentre sei su, come il cambio elettronico. Proviamoci subito. Ma questo stai facendo un po' troppo passeggiata, vero, Oh, ma che stai a fare, Mugello? Si è allargata tipo nemmeno dovesse prendere chissà che curva. E dai, mi fate, vi spostate, vi voglio bene, vi prego, perché veramente è un esaurimento andare a 20 all'ora, non è un test ride questo, non la sto provando. Please! Ok, dai. Perché sennò diventava uno stress. E invece noi dobbiamo stare qui a buttarla giù, perché dobbiamo vedere come va questa MT-09 col cambio automatico. Sì, questa nuova intelligenza che stanno studiando anche per i nuovi modelli, ragazzi, quindi... eccolo lui, io che cerco sempre la frizione. Che figata! Che goduria, ragazzi, mi mancava tantissimo questo motore, mi manca tantissimo, non vedo l'ora di andare a prendere la mia. 0909, questo CP3 mi fa battere il cuore forte tutte le volte, riesce a darti ansia, cioè io ho paura di lui. E c'ho un R1M a casa che non mi dà lo stesso piacere, ragazzi, ve lo giuro, non mi dà lo stesso piacere. What? Sono troppo innamorato di questo motore e lo temo perché è sempre una novità, non ti aspetti mai quello che è pronto a fare. Sullo scollino ti fai un pennino, Valentino, anche in terza di gas si alza, ragazzi. Poi naturalmente la devi accompagnare, la devi saper gestire, però si alza. Vabbè, io la so gestire, mi sembrava tanto come se non la sapessi impennare. Non mi vogliono dare un rettilineo qua. Bellissimo. E adesso è il momento di farsi una pinna in prima. Vediamo. Sì, si impenna, basta, l'ho abbassata e faccio il bravo. Però una pinna la dovevo fare, dovevo provarla. Già ci ho preso la mano, mi sono dimenticato di avere la frizione, non mi sono dimenticato di non avere il cambio, perché ogni tanto voglio mettere la marcia, voglio scalare la marcia col cambio. Abituato ad avere il quick shifter, la frizione già la utilizzi poco con questa moto. Viene su con una facilità assurda, quindi la frizione non serve. Yamaha ha detto: ma vuoi fare le pinne? La frizione non ti serve, quindi te la smontiamo, perché con la 09 le puoi fare di gas tranquillamente. Basta prendere uno scollino e la moto si alza anche in terza di gas, se non anche in quarta, raga. Adesso ci sarà questa distinzione MT-09 con frizione o senza. Invece di con mollico o senza, diranno con frizione o senza. No dai, però zio, cioè non mi puoi andare lungo in una curva così e mi fai andare lungo pure a me. Cioè questo è quello che mi spaventa a me, capito? Cioè fermo al semaforo, così tu dai un colpo di gas che non te ne accorgi, fum, e fai proprio lanciare. Ah, questa è la nera, non avevo visto c'era pure la nera. Quella cover è bella proprio, che riempie quello spazio vuoto in mezzo al motore, che poi è la domanda che gli ho fatto anche io. Sono due carte che coprono
Per questo avevate lasciato quello spazio libero, già lo sapevate. In tutto questo tra pochissimo ho l'aereo e sono più che sicuro che perderò il volo, ragazzi, perché il giro finisce alle 5:30. Io devo andare in aeroporto, posare l'auto che ho dovuto noleggiare stamattina e poi ritornare, cioè in aeroporto, perché non è proprio all'aeroporto il noleggio, è un quarto d'ora. Poi fare il tutto in fretta e in furia per cercare di prendere l'aereo alle 19:50. Vedi, in questa situazione può tornare utile, diciamo, la questione automatica, perché magari nel traffico stai là, ti scocci, stai con la ragazza, vuoi chiacchierare, te la vuoi chillare, vai più tranquillo e prendi e vai direttamente di automatico. Però è una scelta che, cioè, comprare questa per me è solo chi è inesperto comprerà questo tipo di moto. Ma smettila, tu fa spiritoso. Farlo per questo tipo di moto è stato sbagliato, perché cioè, loro hanno detto che sicuramente questo è uno studio che poi verrà applicato anche a tutti i modelli, dato che hanno studiato questa nuova tecnologia, verrà applicata su tutti i modelli e per i neofiti sicuramente è un passo avanti, ma su un 125, su un 300, no su un MT 09 120 cavalli. Spero che del gas poi ci sarà la registrazione, perché si sta spegnendo la telecamera. Sono da 50 minuti che riprendo con la stessa batteria, anzi in verità ho ripreso altri 20 minuti, voglio fanno paura le batterie della Insta360. La Ace è una rivoluzione, cam più bella di questa non esiste. Ah, ma posso scalare col gas aperto, questo non l'avevo capito. Cioè raga, scali col gas aperto e questa cosa può essere comoda per le impennate, tipo dalla terza gas aperto scali in seconda e si alza. Sì, può essere comodissimo questa cosa. Vedi, troveremo sempre il modo per divertirci, anche quando l'elettronica proverà ad essere più forte di noi. Quindi raga, non ci spaventiamo che questa elettronica sta prendendo il sopravvento, troveremo sempre il modo per divertirci. Cioè adesso subito ho trovato la tecnica. Vuoi impennare? Quindi gas, filo di gas, scalo in seconda, scalo in prima, gas aperto. Cioè io non ho cambiato il gas, ragazzi, ce l'ho sempre aperto allo stesso modo. 4000 giri, vado a scalare in prima e si impenna. Figata! Figata! È una sorta di frizione, si può dire, dai. Naturalmente poi bisogna capire come fare. Io stavo mettendo le marce e lei ha percepito e mi ha messo in automatico la prima. Vedi? Su questo, col fatto che è intelligente, l'algoritmo lo percepisce e giustamente te le scala. Dice, ma che stai mettendo le marce e ti stai fermando? Brava mamma Yama. Brava mamma Yama. Cioè raga, avete visto sta figata che tu scali in prima dalla seconda e si impenna? Che figata! Vi ripeto, il ragionamento fatto su un MT-09 per aiutare i neofiti non va fatto, perché non puoi rendere più semplice questa moto nella guidata lasciandogli la stessa potenza e quindi di conseguenza renderla accessibile a tutti. Voglio, è un pericolo, questa è un pericolo. No, e io sarei capace di mandare in tilt il cambio, perché con uno scarico, immaginatevi camminare con uno scarico a filo di gas a 2000 giri, mettere la seconda, mettere la terza, boom boom boom, e fare questo tutto a gas aperto. Quindi immaginati come fa, boom 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 boom. Ma quanto è bella Napoli! Ah no. Eccola! Eccola questo bam! Madonna mia, quanto mi casi! Quanto mi casi! Voglio provare adesso a scala in seconda. Eh sì! Sì raga! Si impenna! Cioè se io adesso scalo in seconda a gas aperto si alza. È una figata sto fatto che si può scalare a gas aperto. Figata! Figata! Criminale come sempre MT! Grande! 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 E comunque raga, anche se bisogna scalare aggressiva, lei scala aggressiva. Adesso non vi parlo di buttare giù 5 marce, però adesso ho messo la prima ad alti giri e sicuramente la moto ha risposto subito. È un po' da pazzi questo sorpasso, non si può fare raga. Ragionateci sempre quando bisogna sorpassare, anche perché la visuale è ostruita dal camion che non ti fa vedere se dall'altra parte arrivano meno macchine. Bellissima quella! Qui la strada fa un po' pena, però ci sono delle curve proprio belle. Oh, vieni di qua, che dici? Falla di qua, no?
l'anteriore è scivolato. Ho perso un pochino l'anteriore. Valentino se ne va, dietro non c'è più nessuno. 82 kilometers later. Spero solo che si senta, ragazzi. Ho fatto qualche pinna, ma si era spenta. Spero di averla ripresa, perché ho fatto prima, seconda, terza e quarta su una ruota cambiando con il dito. Ma chi può dire che cambia le marce mentre su una ruota con il dito, ne? Yeah, boy. Eccola, qua l'alziamo sullo scollino. Eccola. Dai, spero di trovare un altro rettilineo. Vi voglio far vedere come viene su facile, facendo quel giochetto scalata da terza a seconda. Comunque il meccanismo mi è entrato nel cervello. Adesso sto scalando con il pollice e mettendo con l'indice. Tutto è un meccanismo che vi deve entrare in testa, ragazzi. È semplicemente quello. Cioè, puoi impennare tutto storto, perché tanto non ti serve mettere le marce col piede. E voglio una svolta. La svolta. Guarda che curva! Dai. Dalla. Ragazzi, vi ricordo sempre che io sono col TCS off, per questo bisogna dosare bene il gas qua quando si è in curva, perché è un secondo che la moto slitta. E poi sappiamo bene che la 09 sa punirci bene. Avete visto che bello cambiare con le dita? E adesso stavo scalando col piede. Che genio, madonna mia. È una figata, raga, sto fatto di poter cambiare le marce con le dita ti dà una sensazione bella, è bella, dai, non lo posso negare, è bella. Non è da motociclista, ma è bella come sensazione. Il pensiero di dire, dai, faccio tutto con una mano e tanta roba. Ma ci siamo fermati, a saperlo ho cambiato la batteria a volo prima. Ho trovato già la tecnica per impennarla comunque. Visto. Basta proprio bene. Basta scalare mentre sei accelerato, cioè scala mentre sei full gas. Scala! E infatti così l'ho impennato. Spettacolo, fuori di testa, te lo giuro, fuori di testa. Moments later. Raga, è bellissimo anche scambiarci pareri. Abbiamo ragionato un po' tutti quanti insieme adesso. E il punto è che sicuramente automatico non ti permette di fare la guida da hooligan, quindi un po' è lenta. Però io in manuale, dico la verità, mi sto divertendo. Si infila! Ho sfilato, ho fatto un imbroglio! Fai schifo! No, voglio avere un attimo un po' di strada aperta dove poter dare quel pelino di gas in più. Cioè, io veramente non mi capacito di questa rivoluzione. Mi diceva il ragazzo che ha un M1000XR che è possibile scalare la marcia anche a loro col gas aperto. È una cosa che la mia R1 non fa, tantomeno la 09 col cambio elettronico normale. È troppo divertente, troppo. Ma no, questa curva è proprio da ginocchio. Anche l'inclinazione ti porta proprio a stare. Qui per esempio darei, sai, quella sgasata quando ti fermi. Boom, boom. Dai che ti stai fermando? Manca, quella manca. Dovrebbero creare un qualcosa che quando vuoi premi il tastino e la metti a folle, perché il fatto che non la puoi mettere a folle un po' disturba. Parole dure di un uomo davvero strano. Cioè, nel senso, uno normale per strada non guidi a folle, però quando si è in gruppo, questo o quell'altro, dovrebbero trovare una soluzione che puoi metterla a folle anche con un tasto diverso da quello che sono le marce, ok? Così magari non vai a folle se vai a scalare, dato che la folle è sotto la prima, cioè quindi è folle, prima, seconda, terza e passa. Quindi sì, ci vorrebbe un tastino che te la faccia mettere a folle estraneo alle marce. Oh, ma che belle ste cascate, cioè io non mi sto concentrando anche sul paesaggio. Ma dove stiamo? Siamo a Canzo! Cioè tipo adesso voglio sgasarla e lei non sgasa, anche perché c'ha il limitatore a 4000 giri. Cioè posso sta manetta così. Facciamo slittare un po' questo posteriore. Non slitta, fa grip, la S23. Tanta roba, come gomma. Anche se questo asfalto liscio mantiene le sue prestazioni. That's really impressive.
E qui se tipo te la vuoi pinnare, sei full gas, sputi una seconda e lei si alza. Soddisfacente, raga, è sempre lei. Comunque sì raga, il concetto è semplice, guidandola in manuale alla fine ti entra in testa dopo 10 minuti. L'automatico è lento, non mi piace. Secondo me un'altra piccola pecca, loro mi hanno detto che la potenza è sempre la stessa, secondo me è un pelino più scarsa, perché mappa sport tutto spento, la moto è un po' più tranquilla. Penso che un pelino di potenza si perde da questa nuova tecnologia ad una moto normale con la frizione. Signorina, io sono di Napoli, però avete visto mi sono fermato, dato precedenza, loro no. Loro no, e loro sono di qua, quindi E noi possiamo tenere la mano libera a salutare tutti, perché tanto la frizione non ci serve. E se la passo in automatico è proprio così. Cioè adesso per il momento mi serve la mano raga, perché ce l'ho io manuale. Ma in automatico non hai bisogno di questo. Ti metti là con una mano, tranquillo, questa te la metti qua, usi il cellulare. No, sto scherzando naturalmente. Però sicuramente ti leva un pensiero. Ah raga, per la guida sportiva è tutta un'altra cosa. Bisogna avere la frizione, o almeno metterla in manuale, che ti permette di comandare tu. Voglio mettere la terza adesso, metto la terza e sto in terza. Voglio mettere la prima, metto la prima con la frizione inserita, cioè con il gas aperto. È ancora di più divertente poterlo fare con il gas aperto. Cioè vedete, diventa proprio sgorbutica, è tipo un turbo, perché tu ok, sei così in seconda, gas aperto, boom, turbo. È un bel giocattolo. Sì, è un bel giocattolo, hai detto proprio bene. Mamma Yamaha, hai visto, dai, ancora una volta abbiamo portato un nuovo test sul canale. Oggi ho speso 500 euro per venire a fare questa esperienza tra aereo, macchina affittata, benzina, mangiare, che ancora non ho mangiato da ieri sera a mezzanotte, però vabbè, piccoli dettagli. Ma quando mi invitate a fare questi test sulle strade chiuse, che così i ragazzi veramente possono scoprire quello che è capace di fare questa moto, oppure in pista, che così la possiamo pinnare tranquillamente e fargli vedere di quello che è capace di fare da una persona normale, non dai classici piloti che chiamate o dai classici tester che magari vanno troppo piano. Dai, coinvolgimi in qualche test un po' più particolare. Dai, qui voglio provare scalata in prima. Ti lancia, non se ne frega, è proprio il turbo. In terza di gas riuscirà ad alzarsi? Però ti dà proprio una spinta. Si alza ragazzi, in terza di gas si alza, cioè sfruttando il trucchetto si alza. Sono l'unico che se l'è pinnata? Sono l'unico giustamente. Avete ragione, ma io se faccio un test una pinnatella piccolina devo fare piccolina, capito? Dove puoi? Senza macchine, qualsiasi cosa, mi faccio male io le mie corna e devo ripagare una moto alla Yamaha. Però poi dopo posso dire di essere proprietario anche di una Yamaha MT ATM, no? AMT, Automatic Motor Traction, una cosa del genere? Puoi fare le canzoni così, guarda. Raga, ha una reattività che non ti aspetti. Veramente è reattiva. Non la moto, questa nuova tecnologia. Questa con un bello scarico, secondo me ti diverti a scalare e a mettere le marce più del quick shifter. Poi col fatto che puoi dare anche gas mentre scali, cioè musica. Dobbiamo guidiamola in automatico, dai, adesso che siamo in tangenziale, vediamo come si comporta. Morta proprio, guarda là. Oh, però se acceleri a manetta, guarda come fa. Ha scalato, bellissimo. Adesso ha messo la quarta, a fondo, la quinta, a fondo, quarta.
Bellissimo sto fatto, è una macchina automatica. Però adesso basta, mettiamo manuale, voglio comandarti io. Non devi comandare tu, sono io che comando. Oh, comunque veramente mi aspettavo questo test fosse un po' più morto. Invece alla fine ci siamo divertiti e abbiamo avuto la possibilità di provare realmente la moto. Bello. Guardala! Busta proprio! Tipo un tasto turbo! Cioè io sono in quinta. Basta! Vedete? È una figata! Cioè uno di solito deve premere la frizione, scalare le marce e poi riaccelerare. Invece qua, vedi? Adesso vuoi fare il sorpasso? E lei ti fa scalare. Tanto la mano non mi serve perché non c'è la frizione. E così. No, io giocherei per ore così. Scala, 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 metti, scala. Tutto questo sempre col gas aperto. Ah, ma in tutto questo c'è la mappa street. Mettiamo la mappa sport. Raga, ho pinnato e dietro c'è la pula. Porco Giuda, ti prego non farmi fare un verbale qui avanti a questi della Yamaha. Anche qua mi faccio fermare perché Ma questo è un coglione. sono contentissimo di questa esperienza, raga. Spettacolo. Poi vedi, avere la possibilità di provarla in anteprima, una cosa per pochi, è bello. Bello anche che mi hanno tenuto a me in considerazione. Vabbè, c'è da dire che quest'anno solo gli ho portato un bel po' di soldini nelle tasche di Yamaha. Solo quest'anno MT-09, IZ e R1M. Solo io, poi lasciando stare tutte le persone. Mi stava partendo sotto. Cosa stava facendo? Raga, è più morta. Dite quello che volete voi, non è lo stesso motore della 09 normale. Mamma mia, è tardissimo, ragazzi, devo correre e scappare proprio dopo. Penso che perderò l'aereo. Devo arrivare lì, li devo arronzare anche. A me mi dispiace anche non finire l'esperienza con calma, ma devo arrivare lì, gli devo dire scusatevi, ma io devo ritornare a Napoli. Sono l'unico pazzo napoletano che è venuto fin qui per provare la moto. Tutti gli altri no. Però questo fa capire anche, vedi, la passione che ho. Perché raga, parliamoci chiaro, era da provare. Le novità vanno provate prima di giudicarle e adesso vi posso dare anche il mio parere su questa moto. Vorrei provare a farla slittare un po', sai, pure sulle strisce bianche, ma niente, non slitta. Poi è la S23 che si difende veramente bene, cioè penso siano gommate con S23. Non aveva notato. Ciao. Che grande. Belli i bambini quando si emozionano, quando guardano le moto, cosa più bella. No. Oh. Non era entrata la prima! Avevo messo la prima e non era entrata! È difettoso questo coso! Beh, sicuramente il fatto che ha fatto avanti e indietro un po' l'ho spallecchiato un poco. Oh, comunque 2 ore e passa in sella ci hanno fatto restare. Bello veramente. Come test veramente bello. Hanno dato appieno la possibilità di provarla, vedi, su un po' di passo, in un frangente più veloce, nel quotidiano, quindi facendo anche un bel po' di città. Mi piace. Sì, è come il T-Max, bravo. Sì, no, ma guarda, anche in manuale, se sei in manuale e ti fermi, scala da sola. Sì, lo fa da sola anche il manuale. Bellissimo, un po' di burnout. Oh, lo fa. Un'altra cosa che ho notato è che riesce a fare anche gli scoppietti. Non so se Sì, no, scoppietta, però mi si è spenta. Che figura di me. Però raga, quando spalancate in seconda non è come quella normale. Cioè, potete dirmi quello che volete, questa non è l'MT normale, perché la conosco, e lì spalancato in seconda si sarebbe alzata. Qui forse magari vedi con il cambio che la butto in...
Col fatto che gliel'ho scalata si è alzata, tipo colpetto di frizione. Però è un'altra cosa, raga, la 09 è un pelino più potente. Si sente che non è di tanto che cambia, la potenza. Però cambia. In prima si alza come sempre, se non un pelino meno. Il punto è sempre quello. E raga, ci stiamo fermando qui perché adesso ci faranno lanciare in questo campo per provare anche il cambio automatico nell'off-road. È l'ultimo rettilineo, poi siamo arrivati. È l'ultimo! Fermati, fermati! Please! No! Le butto tutte su una ruota! Gliele butto tutte su una ruota col ditino! È troppo bello! Cioè dai, col ditino! Che figata! Che figata! Complimenti, mamma Yama, veramente! Raga, applicare una tecnologia simile che sia così veloce e a differenza anche del cambio elettronico, quando sei sul quick shifter ti dà il colpetto, questa non ti dà il colpetto mentre sei in impennata, è una cosa che stravolge completamente tutto, cioè vuol dire che lavora veramente preciso al millimetro. Raga, è eccezionale, credetemi. Il fatto di non avere sobbalzi quando vai ad impennarla indica quanto sia precisa la cambiata di questa moto. Madò, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Mi sono gasato tantissimo e quella è la mia 500 e adesso devo fare in mezz'ora da qui dove siamo all'Esmo, dovrò arrivare a Milano Malpensa perché tra un'ora la mia nave, vabbè, domani tra un'ora il mio aereo parte, quindi devo fare tutto super veloce. E raga, sapete quando una moto mi colpisce così, vi dico il mio parere se la compro o meno. Questa l'ho comprata già, quindi non vi devo stare a raccontare nulla. Non ho comprato lei con il cambio automatico, cioè con questa nuova tecnologia, ma ho comprato la versione SP 2024 che vedrete a brevissimo sul canale. Ah, ma giusto, io l'ho parcheggiata ma la moto è accesa. Noi ci becchiamo alla prossima avventura. Io devo fare le corse perché sennò perdo l'aereo. Ciao! No, mi sono consolato veramente. Manuale divertentissima. Automatica, se vuoi avere la guida un poco più da hooligan non te lo lascia fare. Sì. Però in automatica lo fai lo stesso, fai tutto, fai tutto. Poi io vedo che vuoi essere un po' più rilassato, devi andare a lavorare. L'unica cosa che ho detto anche nel video mi spaventa è il fatto di aver reso così accessibile una moto per i neofiti. Una moto da 130 cavalli, 120 cavalli. Questa può ai concessionari, secondo me, sì, bravissimo, a consigliare in maniera corretta. Sì, no, ci sarà da lavorare, bravo, i concessionari dovranno capire anche a chi la stanno vendendo. È una moto che è troppo semplice ma troppo cattiva. Accessibile però, perché comunque no? è un MT-09. Bravissimo, è un MT-09, le persone che ci salgono in sera devono capire che è un CP3 cattivo, pronto a farti male se sbagli. Così. Ti saluto di nuovo.